Ha preso carta e penna e ha scritto all'amministratore delegato di Poste Italiane convocandolo a Venezia per discutere del piano di dismissione dei 43 uffici in Veneto. Dopo la protesta di Valdobbiadene di sabato e quella di Scomigo di ieri, il governatore Zaia ha ufficialmente iniziato un vero e proprio braccio di ferro con l'ente statale che vuole chiudere gli uffici definiti piccoli e dispendiosi. Non tengono conto dei cittadini, sottolinea Zaia, soprattutto di quelli che invece dobbiamo seguire e servire meglio, come i nostri anziani e i tanti pensionati che nelle piccole comunità hanno nelle poste l'unico riferimento per la pensione e i risparmi di una vita. Una battaglia che vede con Zaia anche il Consiglio provinciale che ieri ha votato una mozione a sostegno per mantenere operative le filiali che salvo controordine dovranno invece chiudere il 13 aprile. Con il governatore anche i sindaci trevigiani che non esitano come Floriano Zabbon di Conegliano a occupare simbolicamente le poste destinate alla chiusura, sedendosi sulle scale accanto ai suoi cittadini. Così a Scomigo, insieme ai pensionati della CGIL preoccupati per la chiusura di un pezzo di storia comune, visto che questo ufficio è operativo dal 1903. Perché si è seduto davanti alla posta? Perché voglio che la posta rimanga aperta. Senta, che cosa significa per voi qua a Scomigo che la posta chiude? È una scomodità unica perché a Conegliano è un disastro per mandare a pagare, qua è una comodità. E per raggiungere questo obiettivo il sindaco Zambon ha già scritto a Poste Italiane sottolineando: se arrivassimo alla chiusura di questo ufficio rimarrebbero 3 uffici postali in città con 11.500 abitanti per ogni ufficio postale. La media nazionale, ricordo, è 6.700 abitanti. Sindaco che ha ricevuto però risposte vaghe e soprattutto provocatorie che l'hanno fatto davvero arrabbiare. Entro il 20 di marzo chiediamo che sia revocato il provvedimento, ovviamente abbiamo già predisposto il ricorso alle vie legali e quindi faremo causa alle poste per questa iniziativa. Stiamo valutando in questi giorni di allontanare l'amministrazione comunale da tutti quei servizi, insomma quelle prestazioni che Poste dà oggi all'amministrazione comunale.